La sfida delle sfide, le due più forti a contendersi la vetta della classifica. Ultima chance, amici di Sportisili, un saluto da Salvo Geraci, benvenuti al Fincantieri. Cus Palermo Trapani è la 16ª giornata del campionato Under 18 Sicilia. Trapani prima a 35, Cus dietro a 34, proprio diversi a livello di colori. Questa è la situazione con la conclusione da fuori e c'è il super gol dopo nemmeno un minuto da parte delle Trapani. Ha segnato Francesco Tempesta, 1-0. Il pallone scorre, arriva facilmente per il Trapani, passaggio lungo verticale per Pipitone davanti ad Addotto. Pipitone, c'è il gol del Trapani, il raddoppio al 10° minuto da parte di Giuseppe Pipitone. Punizione buttata al vento per il Cus Palermo, il raddoppio, il cambio da parte di Mattia Rao. Riparte però il Trapani in velocità, pallone allargato da Inglese già in area di rigore, rientra sul sinistro sul primo palo, la conclusione parata da Addotto. Sbagliato il passaggio, si va in avanti da Inglese verso il centro, la smistata di Pipitone per Youssef Sherif. Sherif e c'è il tiro al volo di Pipitone che finisce fuori. Nessun fallo secondo l'arbitro, pallone allargato a sinistra, Traoré può andare in avanti, ancora Traoré sul sinistro, lungo la sua corsa, il pallone fuori. L'occasione per il Cus Palermo con il subentrato Ibrahima Traoré. Francesco Tempesta dalla bandierina, pallone verso il centro, il tocco verso la porta, va fuori, proprio fumoso. Il cross di Mamone, se la chiama Di Maggio, qualche difficoltà con il tocco di Corda e c'è il calcio di rigore di riaprirla. Corda anche con la finta riapre i giochi il Cus Palermo, 2-1. Il gol segnato da Gaetano Corda sul calcio di rigore. Non è un granché quando ci sono queste situazioni. Mamone approfitta del tunnel, del pallone sporco e c'è il pareggio del Cus Palermo con Attilio Mamone, 2-2. Castronovo gira tutto, occhio all'opportunità per San Filippo e c'è il portiere San Filippo, l'anticipo e si mangia letteralmente il 3-2. Aveva fatto tutto benissimo, era da solo San Filippo. Traoré non la tocca, il pallone arriva comunque a Corda, rientra sul sinistro, il passaggio in profondità verso Mazza, primo palo il tiro Di Maggio. Pipitone verso la porta, Addotto la tocca, poi il tocco anche del Trapani. Attenzione, nuova possibilità, deviazione, pallone in rete, la rete del Trapani che si riporta in vantaggio con Calderone, entrata dalla panchina, 3-2. Il gol di Calderone ed è festa Trapani, conquistato e trasformato da Corda. Ha fatto la partita il Trapani, adesso si propone ancora in avanti D'Amico, in profondità esce un po' Addotto, D'Amico, palo, pallone non entra, la pica, porta vuota, l'anticipo, sotto porta, provvidenziale, fondamentale della difesa del Cus Palermo. Tutti in area di rigore, pallone in mezzo, colpo di testa di Di Giovanni che finisce fuori. Addotto al rinvio lungo, ultime speranze per il Cus Palermo. San Filippo, ma c'è il triplice fischio, vince il Trapani, 3-2, il gol decisivo di Calderone negli ultimi 10 minuti di partita. Un match bello, emozionante.